C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo qui a Centro Anch'io, bentrovati a tutti, grazie. Il Villaggio Sereno è il protagonista dell'apertura della nostra puntata. Il Villaggio Sereno, un quartiere fondato nel 1961 a sud della città su iniziativa di padre Marcolini. Pur essendo l'ottavo in ordine di tempo, il Villaggio Sereno conta circa 5.750 residenti, grazie ai quali si attesta al primo posto per grandezza tra i villaggi sorti per volontà di padre Marcolini. Il Villaggio Sereno, come tutti i villaggi marcolini, ha ampiamente dimostrato di essere una realtà viva inserita nell'ambito della città, seppure in una zona periferica. Le numerose e vivaci associazioni del territorio, avvalendosi di una buona rete di infrastrutture pubbliche e private, impianti sportivi, biblioteca, cinema, teatro, sono promotrici di attività culturali, ricreative e sportive che coinvolgono tutti gli abitanti del quartiere. Anche oggi un proverbio che ci può tornare utile per vivere meglio. Asperà e disperà, non bisogna esagerare. E guardate un po' dove siamo andati. Quando si dice lupo antico, si dice Mauro Lupatini. Tu conosci Lupo Antico? Certamente. Ciao a tutti. Sei una magia, ci mettiamo. Vabbè, ma tu da quanti anni sei Lupo Antico? 24 anni. Cioè, ancora prima di nascere, già in grembo materno facevi. Già si pensava al lupo antico. Già si pensava al Lupo Antico. Senti, come vanno le cose? Bene? Bene, bene, siamo contenti. Che belle ste felpette, guarda, ti danno quel tocco di giovinezza. Qualità. Allora, caro Lupo, tu sei esperto anche un po' di dialetto, oltre che essere un abile montatore di serramenti. Venite qua da Lupo Antico che c'è una gamma, prezzi competitivi, qualità eccezionale. Dico, te ne intendi un pochetto di Abbastanza. Allora, prova a leggere questo. Asperà. Asperà e disperà, no bisogna esagerare. Oh, a sperare bene e a disperare non bisogna esagerare, ovvero? La puoi fare, è più, a montare i serramenti è bravissimo comunque, fidatevi, e vi consiglia molto bene, però magari in certe occasioni Asperà e disperà. non bisogna esagerare. Quindi quando le cose vanno bene Non bisogna esagerare e puntare troppo in alto. e quando le cose Vanno male, non bisogna battersi. Lupo, Oh, là. l'abbiamo fatta. Oh, da Lupo Antico c'è il capo che è Lupo Mauro, ma c'è pure, insomma, tu sei la vice, la segretaria. La segretaria, sì. Un po' le segretarie comandano un po', vero? Non molto. Ah sì, che una certa influenza sui capi ce li hanno. LA, Lupo Antico, brava, ti chiami? Anna? Grazie Anna per partecipare al nostro gioco, perché alla fine è un gioco, insomma. Tu te la cavi un po' col dialetto, lo conosci, lo parli, lo interpreti? Vai abbastanza bene. Di dove sei? Di Brescia. Di Brescia. Cara Anna, prova a leggere questo, vai. Asperà e disperà, non bisogna esagerare. Ah, benissimo, detto bene, con una bella pronuncia bresciana come ci vuole, con il nostro dialetto. Hai capito qualcosa, cara Anna? Dalla frase? Allora. Asperà e disperà. Disperare non bisogna esagerare. Sì, ovvero che nei momenti Di difficoltà bisogna sperare e non esagerare. Così. Va bene. Avete capito, no? Benissimo. Grazie Anna. Questo è asperare e disperare non bisogna esagerare, ovvero sia nei momenti di giubilo, insomma, in cui tutte le cose davvero vanno bene, non bisogna proprio esagerare, essere proprio ottimisti, perché potrebbero, insomma, peggiorare significativamente. Eppure non bisogna neanche essere troppo pessimisti quando le cose non vanno per il verso giusto. Va bene, grazie Anna, grazie a tutti voi e grazie a Lupo Antico. Alla prossima, ciao!